Sulla manovra finanziaria in discussione attualmente alla Camera, l'onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle interviene dicendo: non posso dirmi soddisfatta dalla risposta del sottosegretario Gemmato alla mia interrogazione al Ministero della Salute a proposito delle nuove tariffe per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Riconosco uno sforzo sull'argomento, ma il problema purtroppo resta l'atteggiamento di fondo. Non si può costruire un sistema sanitario che sia pubblico e universale sulla base del contenimento della spesa. La parlamentare del Movimento 5 Stelle Carmina, intervenendo così in aula alla Camera in occasione della discussione della sua interrogazione al Ministero della Salute. Il diritto alla salute, prosegue la Carmina, è fondamentale e va assicurato ai cittadini senza discriminazione di censo e aree geografiche, perché la salute non può dipendere dal codice di avviamento postale. In caso contrario si vengono purtroppo a creare casi emblematici come quello della coraggiosa docente di Mazara del Vallo, con l'esito del referto istologico arrivato troppo tardi e la disponibilità di un solo acceleratore lineare per la radioterapia oncologica salvavita, peraltro vetusto ad Agrigento. In questi giorni è stata approvata la revisione dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, ma il vero problema non è definirli quanto finanziarli. La manovra complessiva nel complesso non garantisce quel diritto alla cura che è fondamentale per dare attuazione alla nostra Costituzione. Sanità e istruzione sono le leve con le quali si crea la vera uguaglianza tra i cittadini. Quando diciamo che viene destinata più spesa per le armi, visto che si parla del 5% rispetto al PIL, mentre quello per la sanità scende, non è uno slogan. La cosa essenziale per l'Italia è portare avanti quei principi di pace, dialogo e diplomazia che ci permettono di usare le nostre risorse per garantire diritti fondamentali ai cittadini italiani. Quei cittadini che oggi si trovano a scegliere tra nutrirsi e curarsi, tanto che 6 milioni di loro rinunciano alle cure. Per questo motivo, conclude la Carmina, faccio un appello al Governo perché metta la salute dei cittadini tra le priorità del nostro Paese.